Parliamo adesso delle idee dei giovani imprenditori alle prime esperienze che si sono confrontate con quelle di aziende affermate. Anche questo è To Be Verona, ieri e oggi in città. To Be Verona abbraccia la città. Il forum di marketing territoriale, partito ieri in Gran Guardia, oggi ha portato nei luoghi del centro storico una rassegna di eventi dedicati all'innovazione e al saper fare tipicamente italiano. Così chi ha passeggiato in Piazza Bra ha avuto l'occasione di conoscere alcune start-up come chi crea vestiti con il marmo. Ho scelto di analizzare il marmo e di cercare di collegarlo al mondo della moda. E da lì le varie sperimentazioni fino ad arrivare a una membrana che possa includere la polvere di marmo. Per adesso sono impermeabili perché appunto la membrana è impermeabile, traspirante, antivento. E più avanti sarà un'intera collezione. Oppure c'è chi porta a casa dei consumatori i prodotti delle fattorie veronesi. Coordiniamo i produttori della cinta veronese, bravi, agricoltori biologici, agricoltori locali, artigianali, e portiamo le spese ai cittadini che altrimenti il sabato mattina dovrebbero spendere 2 ore di tempo per fare il giro. Studenti e start-upper hanno avuto comunque modo di confrontarsi anche con imprenditori affermati, un interscambio di esperienze e di idee utile per tutti. Certamente servono perché aiutano l'interscambio di idee, aiutano anche i relatori, quando sono imprenditori, a focalizzare i punti di successo e a condividerli con gli altri. Sicuramente è un aiuto.